Apertura dell'anno sociale, momento di grande programmazione e tra l'altro con la consegna di un premio per l'impegno di Mariella Antinoro, presidente del Lions Club Valle dei Templi. Oggi la squadra del Club Valle dei Templi ricomincia, riprende il servizio, riprende i lavori che sono stati interrotti dall'emergenza, anche se in quel periodo abbiamo convertito la nostra attività appoggiando quei fari di luce che accorrevano per aiutare i meno fortunati. Siamo oggi al Vaglio della Luna, abbiamo la presenza del governatore dell'isola, l'avvocato Mariella Sciammetta, del governatore dello scorso anno sociale, l'avvocato, il dottore Angelo Collura. Abbiamo anche altre autorità lionistiche e la squadra oggi ha voluto dare un significato particolare a questa giornata donando un cursore tattile al meraviglioso giardino della Colimpetra, un cursore tattile in braille per i non vedenti e in large print per gli ipovedenti, e per questo abbiamo oggi la presenza del direttore della Colimpetra, il dottore Giuseppe Lopilato, e del presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Agrigento. Abbiamo avuto un anno brillante, pieno, ricco di servizio, ricco di eventi, portato avanti con serenità e in armonia, e questo grazie a tutta la squadra. Siamo pronti per ripartire, abbiamo in cantiere già degli eventi che porteremo avanti con le linee, rispettando le linee guida del governatore, e quindi all'insegna dell'umiltà, anche dell'umiltà, della consapevolezza nell'essere Lion, della gentilezza e della generosità. Aggiungiamo oggi un altro elemento a cui ci invita il governatore, che è la sobrietà. Oggi sarà consegnato un riconoscimento che sarà per il Presidente indirizzato, sarà consegnato dal Governatore al Presidente e dal Governatore, ed è il servizio prestato per la comunità e anche per comunità più lontane. Abbiamo acquistato un po' di vaccini per combattere il morbillo destinato a bambini di comunità più lontane. Però questo Melvin-Jones, che viene consegnato nelle mani del Presidente, viene considerato dal Presidente il riconoscimento per tutta la squadra che si è adoperata a lavorare con costanza, con impegno, e con lo stesso impegno continueremo noi nella nostra azione lionistica. Il governatore del Lions ad Agrigento oggi segna una tappa importante, l'apertura dell'anno sociale. Cosa rappresenta per il lionismo? L'apertura è un momento di sintesi, ma anche un momento di rilancio. La sintesi per un anno sociale che è passato, ma anche un momento per segnare, il passo della continuità, perché l'impegno lionistico va oltre le cariche che durano un anno e va oltre le persone che queste cariche rappresentano. Noi continuiamo perché i bisogni non si fermano, l'impegno umanitario non si ferma, e quindi anche questo club, che oggi farà sintesi ma anche rilancio, garantirà la continuità nel servizio, perché il nostro motto è We Serve. Oggi c'è tra l'altro un momento molto significativo, la consegna di un riconoscimento alla Presidente. Cosa significa quest'altro passaggio? Il Melvin Jones è un riconoscimento molto prestigioso per un Lion e rappresenta il riconoscimento per un impegno non soltanto lionistico. Certo, nell'ambito lionistico noi conosciamo Melvin Jones e quindi per noi è il massimo del riconoscimento, ma nasce come un premio che si dà a chiunque nel mondo civile si distingue per quello che fa e per come lo fa. Qui viene premiata Mariella Antinoro,
una persona veramente speciale, una bella risorsa per questo territorio, ha creato questo club, una donna tenace e quindi ben venga questo riconoscimento perché è tutto meritato. Ma vedi, anche i riconoscimenti poi sono stimolo per fare meglio, perché nel nostro mondo non ci deve essere competizione, non ci deve essere, tra virgolette, come dire, invidia. Dobbiamo essere felici di quello che vediamo e far sì che anche le persone che abbiamo tutte le opportunità emuliamo questi buoni esempi. Mariella è un bel esempio da seguire, ben venga il Melvin Jones, ma ben venga il Melvin Jones per tante altre persone che possono dare il meglio di loro.